Pordenone ed MGM 2000. Uno scontro diretto fra squadre a pari punti al limitare della zona playoff, zona in cui non disegnerebbe fare capolino nessuna delle due. Partiti in questo istante, palla intercettata da Iervolino, poi Giogelli prova a fermare Harting, la palla va avanti per il vantaggio sfiorato dal numero 14 Licco. Koren in anticipo, poi la palla all'Angella che controlla sull'arrivo di Panzeri, ci gira e prova di sinistro. Sarebbe stato un gran gol visti i numeri precedenti. Tanto Romagnoli, fermo a quota 8 invece come il suo numero, prova ora ad andare via sulla destra e impegna Marco Vascello con una bella conclusione. Palla ad Angella, la conclusione e la grandissima deviazione sul primo palo di Mattia Mazzaglia con un riflesso decisamente pregevole. Ancora Iervolino sul pressing di Calderone che gli soffia la sfera, poi ora sì che c'è l'intesa con Zanolin e c'è anche il sinistro. Stendler verso Zanolin contro Harting, gli va via, poi però c'è Licco e c'è il pallone che sbuca però sotto le gambe di Mattia Mazzaglia, non se l'aspettava nessuno. Si sblocca il parziale quando siamo arrivati a 17-03. Il gol del numero 17 del Pordenone, Enrico Zanolin, il suo secondo centro stagionale. Anche Iervolino intanto ci prova il Pordenone con l'Angella. Ci vuole una grande parata di Mazzaglia anche in questo caso qua. Licco si accentra, trova le mani di Vascello. Secondo tempo che riparte dall'1-0 siglato a 17-03 da Enrico Zanolin. Può ripartire il Pordenone con Calderone che vince questo rimpallo e prova a cavalcare sulla destra, palla al centro verso il numero 22 l'Angella che di testa, dopo che anche Pais aveva toccato in qualche modo, certifica il raddoppio del Pordenone. E a 2:43 Michele L'Angella ha siglato il raddoppio per il Pordenone. Teramo pressato, poi Licco, Iervolino centralmente penetra e riesce a superare Marco Vascello. Gran bella manovra qui per l'MGM che riesce a 4:03 a rendere più amaro il parziale. Avanza Teramo, poi lo scarico verso Capitan Cosentino, quindi per De Mito la palla e questa grande risposta di Vascello. Pais poi affrontato da due uomini, L'Angella e Calderone riesce a passare, poi De Mito, la sfera che balla lì, un tocco di De Mito e un grandissimo riflesso di Vascello che esulta doverosamente, un triplico potremmo dire addirittura, riesce ad uscirne così l'MGM. La conclusione di Pais e un'altra grande, formidabile parata di Marco Vascello. Allungare la sfera, intanto MGM con Teramo verso Cosentino che sbuca e poi sbuca al centro anche Teramo per questa grande ripartenza che corona il pareggio dell'MGM quando sono trascorsi 12 minuti e 33 secondi. La zampata di Teramo, andremo a vedere chi batterà. Scappa De Mito, scappa anche Iervolino, non rimane che Romagnoli che conclude verso Iervolino, poi tocca Vascello ma non basta, basta invece questo grandissimo schema all'MGM per ribaltare l'incontro quando siamo arrivati a 13 minuti e 6 secondi. Prova ad andare via a Cosentino, recupera però palla Pais, sono in 2 contro 1, il tocco per Cosentino e il sinistro a fulminare Vascello. Micidiale la MGM in questi ultimi minuti. Siamo a 13 e 26, appena 20 secondi e si passa dal 2-3 dal 2-2 al 2-4. L'autore della prima marcatura per Pordenone, quindi Stendler con questo gran destro, un appoggio verso Grigelli, quindi una parallela per l'Angella. Ha fischiato un fallo però, il fallo per il Pordenone che si lamenta perché sperava nel vantaggio. È stato ammonito Romagnoli, ma era già stato ammonito Romagnoli, se ne rende conto solamente ora l'arbitro. Quindi quando mancano 16:04 l'espulsione del numero 8 Romagnoli. Di potenza la via del gol, non lo fa trovare Stendler, poi l'ha salvatato sulla linea di De Mito. Sta giocando praticamente
da giocatore in movimenti più, e c'è il gol di Langella. Stavamo valutando il comportamento di Mazzaglia, che stava alzando bene insieme ai compagni quando è arrivato il gol di Michele Langella. Trova la botta, deve ricordarsi che non ha il portiere alle proprie spalle, il Pordenone. Ora però pare essersi dimenticato, infatti c'è il tocco di Teramo che sigla la doppietta personale e anche il gol che certifica, quando mancano 38 secondi, questa vittoria del MGM 2000. Vediamo, manca solo la battuta di Langella in avanti dove non c'è nessuno, ma soprattutto dove arriva la sirena a sigillare questa grande vittoria in rimonta dell'MGM 2000. Un match che sembrava appannaggio del Pordenone fino all'inizio di ripresa, dopo l'1-0 nel primo tempo di Enrico Zanolin.